Cari amici, nelle puntate precedenti abbiamo seguito le vicende del giovane nobile Alfonso de Liguori che si laurea in giurisprudenza a 16 anni ed abbandona poi la sua carriera di avvocato, chiamato da Dio a una più intensa vita spirituale. A 30 anni diventa sacerdote e lavora intensamente nella vigna del Signore. In questa puntata assistiamo alla fondazione da parte di Alfonso di una congregazione religiosa composta di sacerdoti e laici. Questa congregazione di religiosi si occuperà della predicazione della parola di Dio alla gente più abbandonata, poveri e peccatori. Una congregazione nuova per la povera gente. Con questo capitolo comincia la seconda parte del libro che va a quando Alfonso mettette insieme una congregazione prievata e laica 1732 a quando arriva una lettera del Papa Clemente XIII che lo fa vescovo di Sant'Agata de Gotha 1762. Quando il progetto d'Alfonso è mettere insieme una congregazione gente prievata e laica, vedetta a luce, era l'anno 1732 e il regno di Napoli stava in mano a Carlo Augusto VI. Opposto a dove aveva nascere questa congregazione fu Scala. E questo to dice chiatte e tunne, quelle che pensava Alfonso. La unione che essa teneva in capo sapeva fare per pensare alla povera gente, a quelle che campavano abbandonate a tutte quante e senza vedere un previto. L'8 del mese di novembre, Alfonso, a cavalli e nuciucce, lascia Napoli, Anna scusa, e cammina a via Scala. Accompagnata dal rumore dei zuoccoli d'animale, o pensiero sto nobile, addiventato sacerdote, cammina e va a parte rete. Mo sta lasciando Napoli. Quanto le è costato sto passo? È stato come se si fosse scrastato il cuore ad intopiette. Quando pigliai la decisione sua, facette un grosso sacrificio, oh Signore. Napoli è sempre Napoli. E la più grossa capitale, dopo a quella inglese e a quella francese, che si incontrano nei pensieri di tante storiose, arrivano libri a ogni parte, si fanno commedie, commedielle e commedie per musica, trova triate e conservatori a quanto ne vuole. E poi, a Napoli, essa può avere quello che vuole. E non parliamo do sole e do mare. Dopo ore cammina, fra Navo Maria e Nugrolia Patria, a via a diventare una longa gradiata. L'animale a capo sotto saglia, una grada doppanata, una sagliuta assai appesa. Scala s'avvicina. Mo, dentro pensiero d'Alfonso, ci sta o padre. Che dolore che hanno patuto e che lacrime che hanno chiagnuto padre e figlio quando chi sta lasciato o padre. Alfonso, in fine del mese d'agosto, era tornato a casa del padre per sistemare l'ultimo assunto suoi. Noi giorni si sta riposando un poco in coppa lietta. Quando trasetto padre e setta e purisse in coppa lietta. Si stringetto forte o figlia e chiagnene le dicette: figlio mio, e perché te ne vai e mi abbandoni? E che hai fatto per non meritare? Ah, dove steve stipate chi sto dolore?
e per 3 ore buone o padre si stregna o figlio, sempre più forte. E come una litania ripetea, figlio mio, non me lasciare. Dopo tempo Alfonso riferì che uno dei momenti più duri che egli aveva attraversato nella sua vita era stato quello dell'abbraccio col padre, che non voleva farlo partire e che non voleva essere lasciato dal figlio primogenito. È comprensibile la confessione di Alfonso. Un padre deciso a non perdere il figlio ed un figlio che in quell'abbraccio ripercorreva tutta la sua storia, la storia dei suoi rapporti col padre. Un padre sì austero, ma che non aveva mai tralasciato un'occasione per far crescere umanamente, culturalmente, artisticamente il figlio. Ma a mantenere ferma la decisione di Alfonso dovette intervenire il ricordo delle parole di Gesù, quando egli affermava che bisognava essere disposti a lasciare il padre e la madre per seguire la chiamata divina. Ma Alfonso è arrivato, come ha voluto esso in Coppa Scala. O giorno appresso, 9 novembre, o vescovate piene gente, c'è sta o vescovo e tutti i sacerdoti che lì terra, o stanno aspettando come la terra arsa aspetta l'acqua. Dopo una longa meditazione e una messa cantata, si dette principio a sta nuova congregazione. Alfonso, che compagna, erano una mezza dozzina e viccanna. E nome socchista. Don Vicenzo Mandarino, sacerdote nobile da città di Rossana da Calabria, l'abate Silvestro Toschez, laico nobile da città di Troia, vicino a Bara, Don Ionare Sarnelli, sacerdote figlio del barone dei Giurani, vicino a Solierna, Don Pietro Romano, sacerdote canonico e Scala, vicino a Marfa, Don Cesare Sportelle, laica paglietta da città d'Acquaviva, vicino a Bara, Don Gelormo Manfreda, sacerdote da Terra e Lavoro, Don Giovanni Battista De Donata, sacerdote calavrese, Don Peppe Panza, sacerdote da città da Marfa, Don Giovanni Mazzina, sacerdote napolitana. Alfonso che compagna avettano come prima casa da loro a foresteria del monaco da visitazione a Dosteve Sora Maria Celeste Crostarosa. Si trattava di 3 cammarelle, una sala piccirella e una cappelluccia. A mobilia facevo veramente pena. Liette cosaccone e 4 concole crete per servizi e case. L'ospizio delle monache si trovava a poche decine di metri dalla grotta delle Rivelazioni, una grotta naturale sovrastante alla Valle del Dragone, in cui Alfonso amava ritirarsi a pregare ed in cui ha vissuto diversi incontri con la Madonna. Dopo qualche mese, la comunità passaia dinta una casa di campagna che stava attaccata al giardino do convento del monaca. Questa prima apparteneva alla famiglia Amendola e poi, passate mani, la chiamavano e pure mo la chiamano a così, Casa Anastasia. Dal 1733 al 1738 i padri vissero in una costruzione padronale al confine
col giardino delle suore. La costruzione ha 2 livelli. Al piano terra oggi vediamo una chiesetta ed un altro vano che contiene un antico forno a legna, forno utilizzato dalla prima comunità redentorista. A vita e questi sacerdoti, con qualche laico, era chiene praria, e predicazione, e missione, e stiente, e penitenzia, e discussione. E discussione non ci stavano, e non ci avevano a essere, perché si trattava di scegliere che vita avevano a fare quest'uomo e Dio. E non tutti la pensavano alla stessa maniera. Ci stavano, per ti fare qualche esempio, o dottore Toschezza, che aveva pigliato in Siria un coppo vestito. Voleva che i congregati, per essere come Gesù Cristo, avevano a tenere un gol, una sottana rossa e una mantella turchina. Invece, padre Mandarina si era fissato per scuola, ma non era solissa. Voleva che i congregati avessero avuto a insegnare dentro le scuole, là a dove tenevano i collegi. Per natire a lungo, ti dico che dal 9 novembre, do mese d'aprile, all'anno appiense, Affonso fu lasciata a tutte le compagne e restai solissa con Vito Curzio. Questo Vito Curzio non era sacerdote, era un pocuzzo, un giovane di 26 anni. Era alletterato, ma aveva maniato spesse pistole e coltelli. Poi, appresso a Cesare Sportella, s'unette alla compagnia d'Affonso. S'ha da dire in verità che Cesare Sportella e Don Iennare Sarnelli stavano ancora a Napoli per sbrigare certi assunti, ma appartenevano alla congregazione d'Affonso. Mo, ti voglio contare, un pare fatto, per ti far capire e quali igname erano fatti Affonso e Vito Curzio e come credevano a quello che facevano. O Curzio, pure quando restava solissa dentro la casa, e questo succedeva spesso, tirava la campanella che serviva a chiamare all'ora stabilita e congregata alle prarie e ai lati fatti dalla comunità, a susute, a meditazione, aiuto a tavola, aiuto a dormire. Vito Curzio, sulla parete del piano terra, disegnò con un punteruolo un monticello sormontato da una croce e ai lati la lancia e la canna per la spugna, e sotto vi scrisse Anno Domini 1738. Il disegno di Vito Curzio diventerà lo stemma della Congregazione dei Padri Redentoristi e dell'Ordine delle Suore. O collegio e ville de schiave. Affonso, da parte sua, con tutto che era rimasto solo con Vito Curzio, potetti vicino a Caserta a vedere che si poteva fare per per nata casa dentro a quella terra che mo si chiama Villa Liberi, vicino a Caiazza. Qua gestivano un giovane sacerdote, Don Saverio Rosso, che apprezzava assai Affonso e quello che Cristo faceva. Apparteneva a una famiglia nobile e capua e si dette a fare per portare innanzi a frave che in un convento. Affonso le piaceva come questo giovane pigliava il pietto progetto del nuovo convento, ma Reden, più una volta le diceva: Don Saverio, tu ti accidi per la fravaca, ma o Signore, va a te. Don Saverio, dopo tempo, trasette dentro la congregazione d'Affonso. T'aggia dicere che sto convento
si potette fravocare che i sordi Don Saverio e per la fatica che non ci metteva la gente do posto, uomini e femmine, con Alfonso innanzi e tutte che si devono fare per carriare prete, cauce, ligname e altre robe. E noi giorni, a una femmina che portava una grossa prete in capo, a coppa all'anno le cadette in cuore nata prete. A credette morta già, quando Alfonso, che aveva visto fatta lontana tra 7 corse dinta a chiesa, si buttò in terra, innanzi a statuetta da Maronna, per avere la grazia per la vita che la femmina. Questa si chiamava Anna Maria Perrella. Quando Alfonso costruiva una nuova casa religiosa, veniva sempre aiutato dalla partecipazione generosa della popolazione del luogo, che manifestava così la stima per Alfonso ed i padri missionari. Sarà così anche per i collegi di Ciorani, di Pagani e di Materdomini. Dopo a brutta nottata in scala, quando Alfonso rimanette solo con Pecozzo Vito Curzio come volette Dio, ha scelto solo. E fra un pochi tempo passato a scala, e nato poco a Villa dei Schiavi, come si chiamava tanto paese, Alfonso aveva il piacere e vedere finalmente questo e 2 sacerdoti, Don Giovanni Mazzina e Don Gennaro Sarnella, insieme a Cesare Sportella. E con questo gestivano i previti che aiutavano Alfonso a tenere in missione dentro un sacco di paesi da costiera, Ravello, Raito, Agerola e attorno a Caiazza. Ma non posso innanzi se non ti conto con 2 parole che succedette a Napoli e con 2 parole che capitai a Villa dei Schiavi. A Napoli, per usare 2 parole, e critica, e ingiuce, e ripassatura in quello Alfonso non ci fu in ancora. E venimmo a sta casa e Villa dei Schiavi. Non ci fu un giovane e panacuocolo, vicino a Napoli, che studiava per si fare sacerdote. Volette trasidere dalla congregazione d'Alfonso a Villa dei Schiavi. O padre, questo giovane, che si chiamava Michele d'Alteris, non aveva detto buono sta scelta di tua figlia. Ammuinai o mondo sana e arrivai insino agli gente scospetta a se pigliare sto figlio. Alfonso, per salvare il giovane, lo facette fuggire notte e non nascondette in un posto sicuro a Caiazza. Poi, per fare la fernuta, o cardinale Pignatella cominciette Alfonso a far tornare il figlio addopato. E a così facette Alfonso. Ma la vincita fu amara, poveriuso Don Michele. Non manca arrivai a questa, a casa sua, che muretto il primo figlio della famiglia. O padre disperato gli aveva dicendo, n'ha già scappato uno a Dio e Dio n'ha scappato uno a me. Quando si furono sistemate cose a Villa dei Schiavi, Alfonso tornò in Coppa Scala, a 2 congregati, sotto la direzione di padre Sportella, faticavano assai e buone, che la predicazione e che missione per i paesi da costiera. E l'aspettavano parecchio che voleva trasidere dalla congregazione. Al principio del 1735 Alfonso tornò a Villa dei Schiavi e facette missione per i paesi attorno. Po tempo da Quaresima tornò in altra volta a Scala. Questo collegio Villa e padre o lasciarono a notte del 10 giugno del 1737. Più appresso, ogni tanto si parlava della rapinata volta.
Pure dinto 1749 si tornai in coppa sto fatto. Non si facette niente perché a quello collegio mancavano e rennete per poter sostenere la comunità e il giudice padre più e fratelli laici, a così come voleva Affonso. Con queste note sulla casa di Villa degli Schiavi termina la nostra quinta puntata. Nella prossima vivremo l'esperienza della fondazione della casa di Ciorani, casa tuttora esistente e ritenuta la casa madre dei Redentoristi, figli di Sant'Alfonso dei Liguori. Arrivederci alla prossima puntata.